Sindaco, Agrigento apre le porte a Tao Book? Agrigento avrà anche una sua costola all'interno del Festival Tao Book di Taormina. Quest'anno si parlerà della verità, proprio per il centenario della morte di Verga, e penso che Andrea Cirino ci rappresenterà in maniera molto autorevole col suo libro Quasi Papa, perché anche lì si parlerà di verità. Che dire, e questo mi sembra un auspicio, questo mi sembra un buon auspicio anche per la candidatura di capitale italiana della cultura 2025. Abbiamo appena parlato con la direttrice Ferrara del Festival Tao Book, stiamo organizzando un protocollo d'intesa. Sicuramente l'anno successivo una costola di Tao Book si svolgerà qui ad Agrigento e vediamo anche di presentare le nostre bellezze, la nostra cultura a Taormina e perché non anche fuori regione. È un evento importante quello di Tao Book con la promozione del libro di Andrea Cirino, ma non è solo la promozione di un libro all'interno della manifestazione, ma sarà naturalmente un collegamento che Taormina apre sulla città di Agrigento. Poco fa ci sono telefonata con l'organizzatrice, la quale vuole organizzare dal prossimo anno una sezione dedicata ad Agrigento, dove la nostra città usufruirà del brand di questa meravigliosa manifestazione. Quindi da agrigentini siamo orgogliosi, l'assessorato al turismo naturalmente è a disposizione sempre della città di Agrigento e di tutta la Sicilia. Andrea Cirino, ecco, la sua presenza a Tao Book può essere in prospettiva la chiave per avere un altro anno Tao Book ad Agrigento? Diciamo che è stato questo il motivo di questa conferenza stampa, non soltanto fare conoscere il mio libro perché è abbastanza conosciuto, ma grazie alla presenza di Andrea Cirino a Tao Book cercare di organizzare questo gemellaggio, se così possiamo definirlo, tra due città con una storia antica, Taormina e Agrigento, due città greche, quindi diciamo unire le forze e quindi fare giungere ad Agrigento una costola del Tao Book, quindi vedere eccellenze della medicina, dell'economia, della cultura. Il tema di quest'anno di Tao Book è la verità. A me hanno dato un tema, viaggio dentro un destino alla ricerca della verità. Il mio libro è stato scelto proprio per questo motivo, perché tratta di un ragazzino che lascia la città di Agrigento, va a studiare a Roma e il destino vuole che incontri personaggi, vescovi, cardinali, serva, 7 papi che lo indirizzano nella verità, tant'è che lui quasi siede sul soglio di Pietro. Ecco il testo del libro Quasi Papa. Come consorzio universitario, insieme all'amministrazione comunale, quindi al sindaco Miccichè e alla Fondazione Teatro Antico di Taormina, abbiamo instaurato un rapporto di straordinaria collaborazione che è proprio finalizzato alla istituzione di una sessione già a partire dal prossimo anno di Tao Book qua ad Agrigento. È sicuramente un'iniziativa che promuoverà ulteriormente il nostro territorio